Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro spazio di approfondimento. Oggi partiamo con uno spaccato di vita reale, quello che emerge dalle cimici degli uomini della squadra mobile che registrano questo tipo di conversazioni. Un commerciante di Corso dei Mille a Palermo che dice al boss: io ho rischiato la galera per te. Un altro che gli conferma: siamo a disposizione, quello che possiamo fare facciamo. E un altro ancora che confida: sotto il vassoio ti ho messo 500 carte con tutto il mio cuore. Sono le intercettazioni che avete forse letto sui giornali, ascoltato nei telegiornali e che hanno svelato intanto come a Palermo il racket delle estorsioni non conosce crisi, ma qualcosa anche di più, un diverso atteggiamento da parte delle vittime che non si limitano a pagare soltanto per paura, ma anche su una base di una sorta di convenienza e connivenza. 31 commercianti e anche imprenditori del quartiere Brancaccio sono finiti sotto inchiesta per favoreggiamento, avrebbero negato anche di fronte a prove evidenti, queste appunto intercettazioni che vi ho letto, di avere subito richieste estorsive, ostacolando così le indagini. Ecco perché questa puntata l'abbiamo intitolata Imprenditori, vittime o complici. Ne parliamo con gli ospiti che vi presento subito. Abbiamo in collegamento da Palermo Salvo Caradonna di Addio Pizzo a Palermo, benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. E Giuseppe Piraino, imprenditore, uno dei pochi che invece ha denunciato, benvenuto. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto con Addio Pizzo. Addio Pizzo si è costituito parte civile in questo processo che è appena iniziato, sollevando fra l'altro una polemica con le associazioni di categoria e con le istituzioni perché non avrebbero fatto altrettanto. Sembra che sia più una questione tecnica, vedremo se ce lo spiegano. Ma intanto si registra questo chiaro arretramento da parte della società civile. Sì, salve. Allora, intanto nessun intento polemico iniziale. Noi abbiamo fatto un comunicato in cui ci sentiamo rammaricati che il Comune e le associazioni maggiormente rappresentative non abbiano fatto la stessa scelta. Questa è una scelta che è matura non un mese fa, ma è maturata nel 2007 dopo una riflessione sulla qualità del tessuto economico e produttivo di Palermo. Sostanzialmente abbiamo visto che dalle indagini, quindi dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dalle intercettazioni, da autonome acquisizioni della polizia giudiziaria, la stragrande maggioranza dei imprenditori e commercianti persone offese dei reati di estorsione non pagavano o non collaboravano successivamente per paura nei confronti degli estortori mafiosi, ma per profili di appunto connivenza, contiguità, vicinanza alla stessa organizzazione mafiosa. Quindi dobbiamo chiarire sin da subito che parliamo non di persone offese, vittime di Cosa Nostra che si sottomettono loro malgrado al pagamento del pizzo per paura, ma gente, imprenditori e commercianti che sono altro, che considerano il pizzo uno strumento di legittimazione ad operare nel mercato. Non lo diciamo noi, ma lo dicono le intercettazioni, le stesse parole dei commercianti, quando usano appunto Cosa Nostra, a cui pagano il pizzo, per scalzare concorrenti, per recuperare refurtiva, per dirimere controversie di vicinato. Quindi il pizzo per questa gente diventa non uno strumento di un'imposizione, ma ripeto, uno strumento di legittimazione ad operare nel mercato. E quindi quegli imprenditori non possono che negare di fronte all'evidenza, perché romperebbero un patto sociale con la mafia, commettendo il reato di favoreggiamento. Quello per il quale appunto ripeto, adesso andranno a processo. Voi vi siete costituiti. Esatto. Sì, continuiamo a parlare. Intanto voglio invece sentire Giuseppe Piraino, che invece l'unico imprenditore di questa inchiesta, ovviamente, che ha denunciato, è la terza denuncia che fa, non ha mai avuto dubbi in questo senso, ma condivide questa nuova narrazione, cioè si paga non per paura ma per convenienza?
Ma più che paura o convenienza, qui parliamo proprio di una cultura che non vuole tramontare mai. Cioè, purtroppo non so se dire il siciliano, ma l'italiano è così, si aggrega nella società e continua a portare avanti delle iniziative, chiamiamole culturali, ma non sono così, ma sono socioculturali, che rispondono a quelli che tutti seguono. Quindi se qualcuno paga il pizzo è giusto che sia così, e nessuno forse fino ad ora dal greggio è uscito e si è posto il problema: per quale motivo devo dare a dei mafiosetti arroganti e prepotenti, che pure vengono come dire, interpretati come brave persone? Questa è la cosa scandalosa. E per quale motivo il mio sudore e quello della mia famiglia deve essere comunque portato avanti come lavoro anche a garanzia di queste famiglie? La verità è un'altra, che l'italiano, il siciliano, il palermitano, chiamiamolo come vogliamo, non vuole cambiare testa. Dobbiamo fare un salto generazionale: o cambiamo. Non sappiamo adesso qual è l'altro termine della preposizione che stava dicendo Piraino, ma ci torneremo. Intanto si è collegata Patrizia Di Dio della Confcommercio di Palermo. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benissimo, stiamo raccontando questa narrazione. Ecco, Piraino, facciamo completare Piraino dicendo, appunto, completando quello che diceva. Quindi perché si continua a pagare, Piraino? Perché è uno status symbol, diciamo che forse alcune persone sono pure contente di farlo. Se non si fa un salto generazionale, stavo dicendo, e si cambia attitudine e si fa insegnamento anche impartendo dalle scuole, questo non cambierà mai, la gente continuerà a pagare. Quello che mi aspetto comunque oggi è che chi paga il pizzo venga penalizzato tanto quanto chi è l'esattore. Perché se poi questi farabutti vengono da me a chiedere, a minacciarmi con il pizzo nel mio cantiere, la mia attività professionale o lavorativa, è per colpa di queste persone che continuano a dare anche le singole 100 euro al mese. Non è tanto l'importo che crea il danno, ma è la mentalità, è il gesto. E mi pare che con questo processo per la prima volta si sta procedendo in questa direzione, nel considerare questi commercianti o imprenditori che pagano il pizzo di buon cuore, appunto, come complici o favoreggiatori. Patrizia Di Dio, diciamo, intanto voi vi costituirete parte civile in questo processo? Assolutamente sì, se ci saranno le condizioni tecniche. Senza entrare nel merito. Noi siamo un'associazione di categoria, da statuto e da codice etico che ci siamo dati e che da Palermo abbiamo rilanciato a livello nazionale, quindi addirittura a livello nazionale abbiamo modificato statuti e codici affinché in tutti i territori possano fare quello che facciamo a Palermo, ovvero costituirci parte civile in tutti i processi di mafia dove ci sono estorsione e usura, quindi contro i mafiosi. Ci siamo sempre costituiti da diversi anni a questa parte. In questo caso, dove si nota una involuzione, ahimè, di un processo anche della società civile verso un riscatto morale, civico, etico e economico, a questo punto, se ci saranno le condizioni, ovvero, per dirla brevemente, se ci sarà anche riconosciuta l'aggravante di mafia, in questo caso potremo costituirci anche contro quelle che dovremmo considerare vittime, ma in effetti sono carnefici di se stessi. E siccome dal momento che, come diceva bene l'imprenditore Piraino, da prendere come esempio, lo facciamo per tante ragioni. Uno, perché di fatto, come dicevo prima, le vittime diventano carnefici. Due, perché rischiamo di invalidare e isolare quelli che invece hanno il coraggio di denunciare e non li possiamo lasciare soli, ed è il motivo per cui noi ci costituiamo parte civile. La nostra Costituzione parte civile è proprio nel senso di accompagnare, non solo invitando alla denuncia gli imprenditori come di solito si fa a parole, ma mettendoci la faccia, mettendoci anche la vicinanza, non soltanto a parole, di tutti quelli che rappresentiamo, quindi di una classe imprenditoriale che fa quadrato accanto alle vittime, accanto a quegli imprenditori che vanno a denunciare in aula, devono riconoscere i propri estortori o chi gli ha fatto usura. Ecco che è un modo per rappresentare non solo così a parole, ma la nostra vicinanza e continuare a invitare alla denuncia. In questo caso, è chiarissimo. Non soltanto possiamo permettere un isolamento, ma non possiamo nemmeno permettere che a causa di questi comportamenti è un invito ai mafiosi, alla criminalità a reiterare questi stessi reati. Quindi non è soltanto per l'isolamento, ma anche per creare una cesura, e anche perché noi non possiamo
permettere i messaggi distorti di chi comunque fa diciamo, impresa, ma è sistemico a un mondo criminale. Allora, per capire come questa analisi che stiamo facendo sia in realtà condivisa e diffusa, vi ascoltiamo insieme una dichiarazione del Presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, che come sapete ha presentato una relazione conclusiva, ma questa l'ha rilasciata a Catania proprio a proposito della nuova veste del racket. Sentiamolo. La mafia non tende più a, come dire, a piegare l'imprenditore facendogli pagare il pizzo. Abbiamo moltissimi casi di imprenditori che si mettono loro stessi a servizio delle cosche mafiose con la cosiddetta messa a posto. Ci sono casi nei quali sono le imprese a cercare i mafiosi per avere, come dire, per mettersi sotto il loro dominio. Prospettiva importante e clamoroso sono addirittura, diceva Cracolici, moltissimi casi, gli imprenditori che vanno a cercare i boss per la cosiddetta messa a posto. Salvatore Caradonna. Sì, allora dobbiamo chiarire un aspetto fondamentale. Chi paga il pizzo e paga il pizzo per paura è vittima di Cosa Nostra. Non dobbiamo confondere chi paga il pizzo, che deve essere soltanto aiutato da associazioni come Dio Pizzo, da associazioni di categoria, eccetera, da chi nega di aver pagato il pizzo, di chi nega le richieste estorsive, perché nel secondo caso siamo di fronte a un reato che si chiama favoreggiamento. Quindi diciamo che quella fattispecie quella è sempre esistita, esatto, cioè il commerciante vittima. Esatto, la novità che noi stiamo analizzando oggi è quella viceversa di questo cambio di prospettiva dell'imprenditore, e le voglio chiedere questo: ma voi come associazione anti-racket state notando un calo di attenzione? Quante sono le imprese che vi vengono a cercare perché vogliono opporsi rispetto agli anni precedenti? Allora, noi non notiamo un calo di attenzione, il punto è proprio questo: bisogna cambiare la narrazione, perché se all'indomani di un'operazione a Brancaccio, dove risultavano 60 vittime, si dice che nessuno denuncia perché c'è la paura e la sfiducia nei confronti dello Stato, si dice una cosa fondata sul niente, perché stiamo parlando appunto di imprenditori e commercianti conniventi e contigui che mai denuncerebbero. Perché dico che non c'è un'involuzione? Perché noi come associazione da 20 anni abbiamo accompagnato a denunciare 300 imprenditori, il numero è costante, non c'è questa involuzione, c'è un risultato dello Stato, delle operazioni di polizia sotto gli occhi di tutti, non si può parlare di involuzione, anzi si deve parlare fondatamente di grande successo dello Stato. Perché noi ci costituimmo nel 2007 parte civile, perché non è una decisione di oggi, contro i favoreggiatori, perché ritenemmo che quel comportamento esponesse imprenditori come Piraino, che invece in ogni quartiere in cui va a lavorare, impianta la propria impresa, denuncia coraggiosamente gli estortori, perché la condotta del favoreggiatore espone invece chi come lui fa il proprio dovere, e sì. Quindi per un'associazione che difende gli interessi delle vittime crea un danno ad associazioni come Dio Pizzo. Il problema dell'aggravante non sussiste, perché nel 2007 era contestato addirittura un favoreggiamento semplice, adesso è contestato un favoreggiamento aggravato, poi arriverò meglio sul dato tecnico, dove si costituirono comune, Confindustria, provincia addirittura. Questo perché? Perché bisogna fare un ragionamento metagiuridico, sociale, e cercare di spiegare che è la condotta di quegli imprenditori che danneggia associazioni come Confcommercio, Dio Pizzo e Confindustria. Non c'entra l'aggravante, ripeto, è una valutazione di ordine sociale, metagiuridico, e in questo caso, ripeto, da tanti anni le associazioni di categoria si sono costituite parte civile, hanno quindi lei dice comunque il numero di chi denuncia non è cambiato, è costante, però stiamo vedendo che però tra chi paga, questa, diciamo, mi sembra di capire la novità, non si piega il racket solo per paura, ma si piega anche per convenienza. Esattamente. Esatto, è così. Giuseppe Piraino, io le chiedo,
Vi chiedo anche di essere brevi così riusciamo a fare sentire un po' tutti. Giuseppe Piraino, lei è l'unico in questa inchiesta che ha denunciato, ma perché secondo lei è l'unico? Diciamo, lei sono venuti a chiederle il pizzo, come ha reagito? Beh, sono l'unico perché forse è fatto caratteriale, forse ho preso in mano un po' certe decisioni in maniera molto, come dire, di impatto e di petto, però noi viviamo in una bellissima regione che è la Sicilia. C'è da dire anche questo: quando il buon esempio dovrebbe venire dai nostri politici, istituzioni, e non faccio di tutta l'erba un fascio e non voglio fare populismo, è normale che lo stesso cittadino a un certo punto si autoconvince o se ne fa una ragione e dice: è così che funziona questo mondo, e quindi si adegua. Non solo, cerca di adeguarsi cercando pure di emergere all'interno di quelle realtà. Ed è un vero peccato, perché da un lato c'è chi combatte la mafia, però quando si parla... Abbiamo questo collegamento ballerino con Piraino. Patrizia Di Dio, parlavamo prima anche del fatto che un imprenditore che dice no, come Piraino, ma chiaramente ce ne sono altri in tutta la Sicilia, lo dicevamo prima quando ci siamo sentite, crea una sorta di anticorpo rispetto anche a un'eventuale richiesta, cioè crea una barriera. Funziona così, che se si sa che un imprenditore non si piegherà viene, diciamo, automaticamente escluso dal novero di quelli, come veniva fuori dalle intercettazioni, di quelli da andare a riscuotere la mesata. Piraino, lo chiedo anche a lei. Piraino. Mi sentite ora? Sì, sì, sì. Dico, funziona il fatto che lei è ufficialmente un imprenditore anti-racket e quindi di default non vengono a chiederglielo a lei la mesata. No, invece è proprio qua il bello: siccome la mia società ha un nome diverso dal mio cognome e sono contento che questa forma di confusione venga fatta da questi sciacalli, vengono a bussare sempre alla stessa impresa senza rendersi conto che magari dietro ci sono sempre io. Il concetto è quello: ci sono i periodi cosiddetti delle biciclette, non so se ne avete mai sentito parlare a Palermo. Quando inizia marzo o quando si è in pieno autunno e c'è il sole, girano con i motorini le biciclette e vengono a chiedere il pizzo. Cioè, praticamente il 90% delle persone paga. È inutile che mi vengano a dire amici miei o conoscenti: io non ho mai pagato. È una bugia, perché siccome pagano 100, 200, 500 euro solo per le festività, se ne fanno una regione e poi dice: vabbè, qui è così che funziona. Questo è pizzo, da te chiedono 500 euro. A me poi, quando vedono soldini nei cantieri, mi vengono a chiedere 3.000, 4.000, 5.000 euro, magari mi minacciano o magari mi sfregiano la macchina. Vedersi delle persone in cantiere che sanno il nome e il cognome dei tuoi figli dà fastidio. E allora chiedo umilmente e supplico tutti i commercianti di non pagare più il pizzo, di denunciare. E se così non fosse, prego e supplico le istituzioni e le autorità, polizia, carabinieri, finanza, di perseguire queste persone a livello legale, perché non è più fattibile, non è più pensabile che un imprenditore si debba guardare alle spalle da 4 sciacalli che continuano a chiedersi le 500 o le 1.000 euro al mese. È chiaro. Adesso no, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ma andrò da Patrizia Di Dio per chiedere se lei le risulta che il 90% dei commercianti e imprenditori pagano il pizzo. A tra poco. Di nuovo in onda parliamo di racket e di imprenditori. Patrizia Di Dio, pagano tutti, paga la maggior parte? Qual è il suo punto di vista? Ma guardate, io non vorrei sembrare un'illusa, ma parlo con cognizione di causa. Io penso che l'economia sana, l'economia integralmente per bene del nostro territorio non paga. E non paga non soltanto perché se dovessero andare a chiedere il pizzo sanno come comportarsi, ovvero andare a denunciare, ma non paga perché i loro stessi comportamenti, parlo di questi imprenditori che manifestano anche un certo tipo di etica, di morale, di condotta, di legalità a 360 gradi, e il loro stesso comportamento è quello che sta creando gli anticorpi affinché a questi imprenditori non si vada nemmeno a tentare di chiedere il pizzo. Dico, io penso che, come diceva prima Caradonna, è la narrativa, ma anche la narrativa da raccontare nel senso positivo fa sì di non consegnare il nostro territorio alla ineludibilità di un fenomeno che noi dobbiamo sconfiggere e che in molti casi neanche si presenta. Quindi perché altrimenti noi consegniamo alle nuove generazioni di imprenditori l'ineludibilità che magari la messa a posto la devono andare addirittura
a chiedere senza nemmeno bisogno di farsela venire a richiedere. E invece per fortuna si può fare impresa a Palermo senza, diciamo, dover correre il rischio della minaccia del racket, perché questo è, e lo posso testimoniare. Quindi anche dare questi messaggi, non soltanto l'allerta e tutto quello che dobbiamo fare per contrastare il fenomeno, ma anche dare i messaggi positivi, che le persone per bene, fino a prova contraria e fino a quando, ahimè, non si vedono costretti come al collega Piraino a dover reagire, ebbene sta facendo a reagire così, si può fare impresa senza correre il rischio di essere minacciati, ricattati e poi anche denunciare, perché magari i loro stessi comportamenti fanno da deterrente, da anticorpo, dire guarda che qua trovi il terreno minato, perché appena combini qualcosa io immediatamente vado a denunciare. È chiaro, ecco, questo è chiaro. io ritengo, sì, come testimonianza, che sia già un deterrente, è quello che ci può tutelare prima ancora di fare scattare, diciamo, altre poi necessarie conseguenze come le denunce e via dicendo. Allora, abbiamo gli ultimi minuti, vi chiedo di essere brevi in quest'ultimo giro di commenti. Cara donna, sarebbe il caso di introdurre anche delle misure amministrative non penali, come ad esempio la sospensione a tempo delle licenze per i commercianti? Sì, questa è un'ulteriore riflessione che abbiamo fatto. Noi siamo convinti che bisogna disancorare la risposta nei confronti dei favoreggiatori dallo strumento del processo, o quantomeno unitamente al processo bisogna adottare delle sanzioni amministrative di tipo interdittivo e o pecuniario sulla falsariga di quelle stabilite dalla legge 575 del 65, che è il nucleo fondante della Rognoni La Torre. Quali sono? Quindi nei confronti di imprenditori e commercianti condannati per favoreggiamento: la sospensione di licenze, autorizzazioni di polizia e di commercio, della concessione di beni demaniali, dell'iscrizione negli albi dei fornitori, dei contributi o finanziamenti o mutui per lo svolgimento delle attività imprenditoriali, la sospensione della pubblicizzazione di beni e servizi, e unitamente a questo anche sanzioni pecuniarie sulla falsariga di quelle che la dottoressa Di Dio sicuramente conoscerà, stabilite per gli enti, quindi un sistema per quote tipo pecuniario, come quelle previste appunto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti. Quindi noi dobbiamo andare in questa direzione anche dal punto di vista economico nei confronti appunto di imprenditori e commercianti. Piraino, lei si sente isolato nella sua città con i suoi colleghi? Come vive questa situazione? Ho destato molte preoccupazioni in molte persone vicine a me, sia politici che imprenditori, che praticamente come battuta mi dicono: non è che mentre sei in riunione con me c'è la telecamera nascosta. Questa battuta non è molto carina da fare, perché quello che ho fatto l'ho fatto contro dei mafiosi. Se queste persone per bene, o così si riferiscono o si definiscono per bene, si creano questo problema, devo incominciare a dubitare anche di chi mi sta attorno. Ma questo comunque rientra in un contesto sociale in cui purtroppo, ripeto, non c'è la voglia di togliersi questo ghigno, questa masticogna alla bocca. Il siciliano rimarrà sempre siciliano, ma purtroppo non si comprende che qui non è che si vuole denaturalizzare il siciliano. Bisogna togliere dal DNA di ognuno di noi quella base di film Il Padrino, dove su alcuni casi ci si può scherzare ed è pure una cosa per sdrammatizzare il fatto che ci sia comunque questa isola in cui è nata e cresciuta la mafia. Un'altra sarebbe quella di comunicare comunque un messaggio molto più positivo, cioè che bisognerebbe urlare che la mafia fa schifo. Lo dico anche questo specialmente a molti politici che comunque orbitano attorno a alcuni sistemi che non sono del tutto, come dire, chiari, e che si portano dietro anche alcune condanne per mafia e che oggi ritornano a fare politica. Patrizia Di Dio, siamo in chiusura. Le faccio una domanda non nella qualità di Presidente di Confecommercio, ma come imprenditrice. Ecco, lei si è trovata faccia a faccia con gli esattori? No, non ci siamo trovati, ed è il motivo per cui posso testimoniare appunto che fare imprese in questa città, adottando in maniera anche trasparente e dichiarata da che parte si sta, senza se, senza ma, quindi senza nessun senso di convenienza, e con la conseguenzialità che eventualmente a un'azione corrisponde la reazione, questo sicuramente è una tutela. Quindi prima ancora di rivolgerci alla tutela
dello Stato, e certamente anche laddove ci sono stati dei tentativi, quindi attraverso imprese edili nella fattispecie, ecco, avere creato subito un rifiuto di qualsiasi tipo di contatto ed esserci premuniti di registratori nel caso in cui invece queste richieste di contatto fossero andate avanti, bene, questo probabilmente è già un segno di come ci siamo automaticamente protetti, ma questa è una storia personale, individuale, diciamo, di impresa, ma come queste ce ne sono anche tante, quindi dicevo, proprio per non dare un messaggio di ineludibilità del fenomeno, che i numeri che diciamo 90%, non ritengo che sia veramente un numero attendibile, perché per fortuna in questa città si può fare impresa senza nemmeno avere il rischio che vengano a chiederlo il pizzo. Ecco, probabilmente in certi quartieri dove lo Stato deve far sentire maggiormente la propria presenza, lì la presenza è più pressante, e non solo la convenienza, ma la connivenza, cioè essere sistemici anche come commercianti a un sistema perverso e criminale, e quella è un'altra storia. Però da parte dell'economia sana della città, dell'imprenditoria sana, e innanzitutto con imprenditoria sana intendo cittadini sani e per bene, questo per fortuna non avviene, e quindi facciamo impresa a Palermo come potremmo farlo in qualsiasi città d'Italia, anzi forse in altre parti d'Italia questi anticorpi adesso, ahimè, se li devono ancora creare. E comunque concludiamo con queste due testimonianze del tessuto economico sano della Sicilia. Siamo in chiusura, io ringrazio Patrizia Di Dio, Presidente di Confecommercio Palermo, fra l'altro con la delega alla legalità, grazie a Giuseppe Piraino, forse dovrebbe cambiare denominazione alla sua azienda, metterci Piraino impresa, magari li tiene ancora più lontano, no, preferisce avere il confronto. E grazie a Salvo Caradonna di Addio Pizzo, naturalmente, grazie sempre a voi buonasera. che ci seguite da casa. Grazie. Buon pomeriggio.